No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Anche se ti ha svegliato i cacciatori. No, beh sì, effettivamente buongiorno un cazzo. Sì. Regalo di Natale di Zingari. Anche se c'è l'acqua, ma un giretto con cane lo faccio molto volentieri. L'ho promesso e voglio farlo. Tan, ta ta tan, ta ta tan, tan, tan tan tan. Ta ta un cazzo, ho sparso terra dappertutto. Porca troia, ho appena pulito. È un po' come perdere tempo. Peuchi everywhere. Oh, sembro uno di quelli di Call of Duty, mi manca solo il mitra. Allora ragazzi, il parcheggio che ti ho puntinato, vedi, è questo. Sei circondato dal wild, guarda, tutto il wild, e c'hai il lago di Walden. No dai, è la pozzanghera ghiacciata. E questo appunto te l'ho puntinato sto parcheggio, vai tranquillo. Allora, da quello che ho visto su Google Maps, adesso qua a sinistra e a destra dovremmo avere l'acqua, però io non sento il rumore di acqua, quindi secondo me ci sono le secche. Eccoci, sì, ma come sospettavo ci sono le secche, c'è giusto qualche spazzera. Cane, vieni con me che qua ci sparano. Ah no, non c'è la spazzera, guarda, ma possiamo attraversare, c'è anche tanta corrente. Ferma qui, oh, pazzita, te mi vai in acqua, ferma qui. È un cane suicida questo, lei va sempre nei bordi, no? E dopo se cadi, però guarda, se andiamo di là si può. Fatta. E per quello lo chiamano cane pericoloso, perché si mette sempre in mezzo ai pericoli. È una roba incredibile. Cioè ogni burrone, montagna o in riva al fiume, con la corrente e tutto, cioè lei proprio al millimetro, no? Nel ciglio, nel bordo. È mona. Allora qui ragazzo, portati la bicicletta. Nelle secche si usa a fare molto motocross, infatti avevo sentito anche delle moto da cross, perché effettivamente ci sono delle belle stradine, vedi anche quella che ha la rampetta, quella in fondo là. Cane pericoloso, ti sparano. Vediamo qua com'è la situa. Ripiedino per scendere. Ecco, vedi, qua puoi cadere. Qua puoi cadere perché tanto, vai, cadi pure, tanto ci tocchi là, no, non anneghi, non ti porta via la corrente. Guarda che giardino oggi, Però per scendere ancora no, cioè non questa, quello più avanti di là. Ferma qui. Sì, li ho visti, stai lì. Ferma lì. Ferma qui. No, Tato, no, amore. Ehi, buono, fai la brava. No, piano, fagli piano. Bravo, fagli piano. Fagli piano. Ti vogliono solo conoscere, Così gli hai detto. Ciao Tato. Ferma qui. Brava. Allora, sì, qui abbiamo questa pozzanghera qua. Io credo che il cacciatore prima è passato di qua, però lui aveva gli scarponi quelli proprio per andare in acqua. E noi qua, vedi, no, è fondina, ci cosiamo tutti i pantaloni. E dopo dobbiamo
Vabbè zingari, ma dobbiamo andare a Capodanno dopo, cazzo, dai. Permesso fauna, flora, non fauna. Della fauna ormai qua c'è rimasto poco. C'è rimasto un cane pericoloso. Cane, tu dici di andare di là perché hai sentito l'odore dei cani. Io invece dico di andare di qua perché voglio vedere il fiume. Allora tu mi dirai, Yuri, dove sei? Cacchio, non mi ricordo, però vabbè, siamo sulle rive del Tagliamento, no? E la città, vabbè, comunque l'ho segnata, poi ti farò la puntina e tutto, chiaramente. Vediamo, ah cazzo, no, c'è ancora quella specie di fiume lì, è largo 3 metri, vedi? Quella spazzera lì. Che fai? La attraversiamo a nuoto, ma no! Vedi, io credo che la fotografia e i video, in particolar modo i primi piani di animali, sia l'evoluzione della caccia. Cioè tu non solo riesci a compiere un qualcosa di molto più difficile, perché non devi solo colpirlo così, cliccare alla cazzo, devi metterlo a fuoco, devi creare un bel contesto, trovare anche magari un bello sfondo, capisci? E tante altre cose per creare poi quel risultato unico eppure condivisibile con altre persone. Mentre con la caccia cosa fai? A parte la grezzezza di uccidere, così distruggere, ma cosa fai? Privi il mondo di qualcosa. Oh, guarda, una secca, qua ci si passa. Allora, guarda, adesso andiamo un po' di là, dopo il ritorno mi tiro fuori il telefonino, che così ti segno sul Google Maps, sulla mappa della puntina, tutti i punti strategici, ossia dove attraversare, dove c'è questo, dove c'è quello, hai capito? Cane, è un buon giardino? Ma sì, guarda che giardino grande che hai oggi. Da correre, da fare tutte le cose, tutti i malani da cane pericoloso. Vedi, tanto che malani vuoi fare qua? Venghi cane, venghi! No! Beh, dai, no, guarda, continua, difatti, perché vedi, c'è sempre quella spazzera lì che dicevamo, però qui fatta caso c'è proprio l'attraversamento, quindi qua si può andare. Perfetto. Cane giustamente ha detto io vado nell'acqua perché io sono un cane spacciugoso, dopo entro nel camper sempre tutto bello spacciugato. Buongiorno Italia. I giardini di oggi, wow. Cioè, ciao, buongiorno. Cane, guarda che la corrente è forte, io te lo dico. Fortuna che qua c'è un'isoletta, tu stai qui. Non è che sto diventando vecchio, è che io sono qua ormai da 2 ore. Come faccio a spiegartelo? Sono qui a stare, cioè non proprio a far niente, perché sembra che stia facendo niente, però in realtà mi sto godendo, un po' come quando, sai, tu vai in ferie, ti metti in riva al mare, in una spiaggia caraibica, guardi il mare e dici, ah, ecco, io quella lo protraccio per 2 ore, così, guarda, qui, semplicemente qui. Che poi è il mio posto ideale, no? Ti dico sempre che io quando faccio le fotografie o i video faccio il possibile per tagliare fuori dall'inquadratura le case, i pali della luce, soprattutto i cartelli stradali, tutte quelle cose che rovinano le foto. Dico sempre anche ai miei amici che fanno delle foto bellissime, ma gli dico prova a fare questo esperimento, togli via dalla foto, guai assolutamente, non deve esserci il palo della luce, tutte quelle cose, e in effetti vengono queste meraviglie. Guarda che roba wild più totale, cioè ti sembra di essere
non so, è un sogno, un film, una pubblicità, è strano, no? È strano, ce ne sono sempre più rari di questi posti, perché alla fine anche bei sentieri di montagna eccetera, ma ti trovi comunque i cartelli dei percorsi e la baita, il rifugio. Basta vedere al Pian delle Femmine, cavolo, c'erano più rifugi là che, no, che in centro a Jesolo. Eccoci qua, allora qui c'è il guado che per passare, vedi dove l'acqua è bassa, e allora io cosa fo? Prendo il mio bellissimo phone, apro Google My Maps, che è dove ti ho salvato la mappa della puntina, e gli do posizione attuale, aumento tanto lo zoometto, tac, quindi noi siamo qui, vedi? Più o meno, no? Forse sei in controluce. Gli do più, aggiungi un punto, va bene, qui gli scrivo con i comandi vocali: guado per attraversare, no, qui sui tempi, descrizione, dove l'acqua è bassa. Dai Nino! No, cazzo che scrive dai Nino. Ok, eccolo là, guado per attraversare. Vedi, adesso c'hai dopo tutti i punti segnati. Allora, seppur te l'ho segnato col GPS, vedi dove c'è cane pericoloso, che c'è il guado senza l'acqua, qui in parte c'hai una cassa di legno, insomma, come punto di riferimento, quindi cassa di legno a sinistra, giri e vai dentro di là dove c'è cane pericoloso. Allora, dalle impronte che vedo fino al guado ci sono arrivati anche in macchina, cioè tieni conto che se vieni in camper ti strusci tutti i vetri del camper. Beh, chiaro, te le strusci anche in macchina, ma che robe. Adesso, boh, vediamo se è fattibile. No, non è fattibile, lascia stare. Tu segui solo i parcheggi che io ti ho segnato, che comunque ti metto parcheggi belli, cioè. E dopo comunque ti fai una piccola camminatina e arrivi qua in riva, no? Emi, forse tu non ti ricordi, ma da qui siamo saliti. Quindi ci arrampichiamo qui e andiamo su da qua. Ople. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno Italia, e ora possiamo da qua. Messo. Eccoci qua. Vedi le impronte, no, in camper, questi. E qui c'hai un altro bel parcheggio grande sul prato, in più vedi c'è quella tettoia, no? Che io adesso non so se puoi metterci le macchine sotto, no, perché c'è tipo una statua, credo sia, perché questo è il parco delle statue, dovrebbero esserci delle statue sparse in giro, no? E noi comunque abitiamo qui, vedi il camperino, qui. Molto wild tutto ciò, molto wild. Molto bello. Sì, guarda, beh, il mio parcheggio è stato un po' improvvisato, anche perché sono arrivato proprio col buio, però credo che questo sarà uno dei miei posti dove verrò quando devo un attimo staccarmi dal mondo. Sì, decisamente sì. Beh, d'estate poi c'è anche il fiume là, del Lussa.